Volevo farlo domani questo video, ve l'assicuro ragazzi, volevo farlo a mente fredda, però m'aggia sfogà, mi devo sfogare. Perché sono amareggiato, sono, incazzato, sono deluso, è tutto un turbinio di emozioni, di pensieri e credo che sia anche un po' il vostro perché, dopo questa partita io rimango abbastanza perplesso. Rimango molto perplesso di per tante cose, tante. Partendo dalla partita, fino ad arrivare a quello che potrebbe essere l'anno prossimo, quello che potrebbe essere una permanenza di Conte oppure un addio di Conte, cosa ci lascia Conte, cosa sarà il Napoli se dovesse restare Conte. Io ora me lo domando. Perché andiamo con gradi, parliamo della partita, parliamo prima della partita. Che dire, raga, come al solito quest'anno noi regaliamo un tempo agli avversari. Siamo la seconda squadra con 13 punti recuperati da situazioni di svantaggio. Questo vi fa capire tutto. Vi fa capire che a volte l'atteggiamento della squadra quando entra in campo all'inizio sia aggressiva, altre volte è molle, altre volte è cioè siamo molli sui palloni, sbagliamo cose elementari, facciamo errori proprio di tecnica basilare per giocatori di Serie A e regaliamo in questa partita un primo tempo al Bologna che, a detta del suo allenatore, a detta di Italiano, 2 settimane fa, 3 settimane fa, il loro campionato era concluso, era finito. Non avevano più nulla da chiedere al campionato. Questo non vuol dire che il Bologna si deve scansare, assolutamente no. Anzi, onore al Bologna che si è giocata la partita. Ma il problema siamo noi. Il problema è il Napoli, perché se in questa partita contano soprattutto le motivazioni e tu di motivazioni ce l'hai a bizzeffe perché devi difendere il secondo posto, devi matematicamente chiudere il discorso Champions, perché il discorso Champions con una vittoria contro Bologna in casa tu lo chiudevi, tu la chiudevi e ti giocavi le ultime 2 partite contro Pisa e Udinese in maniera abbastanza tranquilla, con la testa rilassata dopo un campionato tremendo e non parlo di prestazioni, parlo di tutto ciò che è successo in quest'anno, ti rilassi un attimo e vedi poi gli altri che cosa fanno, cosa succede. Adesso, dopo questa partita, noi dovremmo giocare domenica prossima in un miscuglio di partite alle 12:30. Nulla è ancora precluso, ci arriviamo dopo perché la Champions comunque dista solo 3 punti. Il problema è la partita, il problema è più a fondo, il problema è proprio è il nocciolo della questione. Come dicevo prima, ragazzi, noi iniziamo questa partita blandi, molli, senza artigli, come se fosse un amichevole, come se noi fossimo il Bologna e il Bologna fosse il Napoli, come se il Bologna stesse giocando, si stesse giocando la Champions e noi fossimo undecimo in campionato che ci dobbiamo giocare al massimo l'8° posto. Bernardeschi segna, lì, raga, errore secondo me di Di Lorenzo, che fa e disfa nel primo tempo, perché è lui che lascia lo spazio a Bernardeschi per tirare tranquillamente, stopparla, sistemarsela sul piede, tirarla nel set, 1-0 Bologna. Da lì non c'è neanche una scintilla, un qualcosa che ti dice: "Okay, ragazzi dobbiamo andare a recuperare 'sta partita". Un altro sbaglio di Lorenzo per il rigore, poi segnato da Orsolini. Di Lorenzo nel primo tempo era ancora forse fuori forma? Può essere. Allora qua mi domando perché metterlo subito titolare, dopo 3 mesi di assenza. Nel mezzo un po' di tiri qua e là, buoni spunti di Giovane, mi è piaciuto tantissimo, un ottimo Alisson Santos, ma poi Højlund, bellissima partita, soprattutto nel primo e nel secondo tempo, ma poi
Il gioco nel primo tempo era passaggi orizzontali, si ritorna indietro. La tenuta mentale è quello che mi preoccupa. È quello che mi preoccupa, perché non è possibile che poi alla fine del primo tempo riusciamo a trovare chissà come su una sorta di rimpallo il gol con Di Lorenzo, ci accorcia le distanze, andiamo al riposo sul 2-1, entriamo nel secondo tempo e entriamo in maniera diversa, completamente diversa. Affrontiamo il secondo tempo in maniera completamente differente ed è là che mi incazzo. Mi incazzo perché se tu trovi nei primi 5-10 minuti il gol del 2-2, sapendo quello che quanto conta questa partita per te, per l'economia del campionato, tu dopo il 50esimo, il 55esimo, tu devi azzannare la partita, la devi chiudere, te la devi portare a casa, te la devi portare sul 3-2, se è possibile anche il 4-2, perché il Bologna non ha nulla più a chiedere al campionato, potrebbe attaccarti nuovamente, e così è stato, perché tu ti abbassi piano piano, lentamente, goccia dopo goccia, tu ti abbassi, il ritmo diventa più blando, vedi che non puoi vincere perché non ne hai le forze, si vede, si avverte che i ragazzi sono stanchi, per l'amor di Dio, si avverte che sono stanchi, che non ce la fanno più, dopo un'estenuante stagione. Però in quel preciso momento in cui tu hai messo alle corde il Bologna, in cui tu hai riacciuffato la partita sul 2-2, e quei 5, 10, 15 minuti in più di attacco per potertela portare a casa, tu li devi mettere in atto, perché questi 3 punti erano vitali per il discorso che dicevamo prima. Ed è quella, ripeto, il nocciolo della questione, è quello che a me preoccupa principalmente, è la tenuta mentale, perché quante partite abbiamo giocato in cui noi abbiamo regalato un tempo agli avversari? Quante partite abbiamo giocato in cui noi nel secondo tempo abbiamo giocato in maniera diversa rispetto alla prima frazione di gioco? E perché? Ed ecco che mi domando, Conte in questo progetto, in questo nocciolo della questione, cosa c'entra? Riesce a carpire, a tirar fuori gli artigli a questi giocatori, o ha provato già di tutto e non ci riesce? Ed è qua forse che si basa la decisione di Conte di proseguire, perché se Conte riesce a vedere uno spiraglio su cui poter lavorare, allora il Conte la terza stagione di Conte ci potrebbe essere. Ma se c'è un limite alla tenuta mentale di questa squadra, credo che Conte bandiera bianca, arrivederci e grazie. Poi è normale, ragazzi, che poi diteci voi nei commenti, c'è anche un fattore, una responsabilità dell'allenatore su questo, ovvio. Però io dico sempre, ragazzi, che sui giocatori che vanno in campo, sui giocatori che si abbassano, sui giocatori che fanno delle scelte sbagliate o dei passaggi errati o delle letture sbagliate, il discorso di Lorenzo, sono sempre loro che vanno in campo. Quindi a me, non so, diteci voi nei commenti cosa ne pensate, ma a me quello che fa più paura non è tanto la Champions non matematicamente chiusa, perché abbiamo il Pisa domenica e 3 punti col Pisa, anche perché se non arrivano i 3 punti col Pisa, onesto, non ce la meritiamo, ok? Quindi il Pisa, ci mancano 3 punti li possiamo fare con Pisa o con Udinese, e poi ci sono anche le altre squadre che possono steccare, però il problema è che noi dobbiamo meritarci la Champions in base a ciò che noi facciamo, in base alle nostre vittorie. Quindi discorso Champions mi preoccupa relativamente. Quello che mi preoccupa, ripeto, è la tenuta mentale di questa squadra, su cui secondo me bisognerà lavorare parecchio, tantissimo. Spero che Conte lo sappia, se dovesse rimanere lui. Spero che i giocatori ne prendano coscienza di sta cosa, perché questa altalena di prestazioni nella stessa partita non è normale. Non è normale neanche il calo di concentrazione che al 94esimo poi ti fa perdere un punto,
che un po' ti smuove un po' la classifica, ti fa perdere un punto e fai segnare Raw al 92esimo. Non è normale. Citando sempre Conte, se non puoi vincere le partite almeno non le devi perdere. E noi questa l'abbiamo persa in maniera veramente stupida. Dai, che vi devo dire? Diteci la vostra nei commenti. Una serata amara, un Monday night veramente amaro. E speriamo di festeggiare domenica, che vi devo dire. Ciao ragazzi.